Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, io non so bene nemmeno dove voglio andare a parare, però, visto che l'avevo detto e lo devo fare, prima vi voglio far vedere una maglia che mi ha gentilmente spedito KK Call. Lo so, è dell'Inter ragazzi, però io vi faccio vedere quella che secondo me è per quest'anno la maglia più bella di tutto il campionato. Questa qua dell'Inter, la seconda maglia dell'Inter, veramente bellissima ragazzi, le maglie sono fatte benissimo, è un regalo, eh, la patch della Serie A, tra l'altro non so quanti lo sanno, ma il dettaglio sullo scudetto con il logo dell'Inter inciso, veramente bellissima, trovate il link qua sotto in descrizione. A breve, se non l'hanno già messe, dovrebbero mettere anche le magliette del Cagliari. Comunque trovate il link qua sotto in descrizione mentre io sistemo la maglietta per come riesco. Non so quanto senso abbia in realtà fare questo video, però ho appena... è sempre la stessa sera, ormai è mezzanotte passata comunque, della partita col Genoa e volevo andare un po' a briglia sciolta su quella che è stata la partita. Perché sotto i commenti ho letto un po' di tutto, generalmente sono quasi tutti coerenti i commenti sul fatto che tutto questo sia vergognoso, mm, sia ingeneroso nei nostri confronti. Ed è vero, ed è assolutamente vero, è nella maniera più totale ingeneroso quello che noi abbiamo subito oggi, o meglio ieri, ma in generale in questi anni. Mm, Sarà molto sconclusionato questo video, però vado veramente a briglia sciolta per cercare di sfogarmi, tra virgolette. Io ho letto alcune cose tipo abbiamo una squadra di pippe. Io capisco la frustrazione del momento e ci sta, però credo che la nostra non sia una squadra di pippe, perché assolutamente è vero che Caceres ha fatto un errore che da un giocatore che si chiama Caceres, difensore che ha giocato in delle grandissime squadre e che è anche il difensore, credo sia titolare o comunque ha giocato titolare nella nazionale uruguagia, da lui un errore simile non me l'aspetto. È chiaro che ci possono essere queste debacle, come si dice, lo capisco, però da uno come lui non le accetto, ok? O meglio, faccio fatica ad accettarle. Da uno come lui, errori simili veramente non me li aspetto, ma passiamoci sopra. Definire la nostra come una squadra di pippe la reputo una cosa veramente ingenerosa, perché per esempio ne prendo uno a caso, Zappa. È chiaro come in realtà non possa fare il terzino perché è un giocatore di spinta, decisamente di spinta. Però da qui a definirlo pippa solo perché terzino non ci sa giocare mi sembra esagerato. Sto dicendo una cosa e non è che qualcuno ha detto che Zappa terzino è una pippa, anche se qualcuno l'ha detto in passato. Però definirlo pippa mi sembra assurdo. Marin non è una pippa, Joao non è una pippa, Nandez non è una pippa, De Iola sì, De Iola è una pippa. E più che altro mi fa strano vedere l'insistenza con cui il Cagliari o lo dà in prestito e poi se lo riprende a gennaio, oppure lo continua a far giocare. Capisco che c'è anche una questione di giocatori cresciuti nel vivaio da dover rispettare, però perché proprio De Iola tra tutti quelli che possiamo tenere in squadra che sono cresciuti nel vivaio? Chiedo per un amico. E poi D'Albert a me personalmente è piaciuto, però aspetto un paio di partite prima di capire se effettivamente può continuare a giocare su questi livelli o meno. Cragno nelle ultime partite ha deluso, ma da qui a dire che è una pippa, secondo me ce ne passa.
Pavoletti è un attaccante molto limitato, estremamente limitato, però quando gli metti a fare quello che sa fare, riesce a farlo bene alcune volte. Non sempre, ma alcune volte lo riesce a fare bene. Però è chiaro che se tu vuoi giocare con Pavoletti là davanti, devi sapere che alcune cose non te le farà. E se te le fa male. Keita, una pippa non è. Poi abbiamo scoperto un Grassi che a me personalmente è piaciuto. Mi aspettavo molto di meno da Grassi e invece ha giocato bene. Ha giocato veramente molto bene. Poi i fischi per Farias secondo me sono stati assolutamente ingenerosi e fuori luogo. Io so che Farias non vuole rimanere, lo so io, però se veramente non voleva rimanere poteva rescindere il contratto. Farias il contratto non l'ha rescisso, il Cagliari non gli ha rescisso il contratto, quindi vuol dire che una sorta di pace sottaciuta, diciamo, c'è, una sorta di cessate il fuoco tra Farias e il Cagliari c'è. Perché fischiarlo? Che tra l'altro non ha fatto nemmeno male quando è entrato. Ha provato a dare dinamismo alla squadra. Prendersela con Farias non ha veramente senso. Ha veramente poco senso. Poi, per quanto riguarda l'allenatore, parliamo anche di Semplici. Io non sono mai stato un fan di Semplici. Mai, mai. Tant'è che quando arrivò, 2 giornate dopo, probabilmente mi fece un video scrivendo è finito l'effetto semplice, oppure c'è mai stato l'effetto semplici, una cosa simile. Non ho mai creduto in questo allenatore, l'ho sempre reputato un allenatore discreto, se discreto, un allenatore se vuoi giocare in Serie A per lottarti la salvezzina. Però non mi è mai piaciuto e mi sembra assurdo che il Cagliari continui con lui. Poi, per carità, tutto può essere che magari adesso Semplici gli pia Schiribizzo e ci porta in Champions. Tutto può essere. Ma io continuo a rimanere dubbioso sulla scelta del mister, ma non per le sue capacità tattiche, perché quelle cambiano da allenatore a allenatore e possono essere più funzionali con uno e più funzionali con un altro. Io non discuto la tattica di Semplici, anche perché non è che abbia chissà che da dire, cioè nel senso usa la difesa a 3, a me non è che mi fa impazzire, ma non gli vado contro a prescindere. A me la cosa che non piace di Semplici è l'atteggiamento, il come si comporta, a parte il fatto che vabbè, cambia da persona a persona, sarà una persona fantastica, ma ha sempre la faccia di che gli è morto il gatto il giorno prima, praticamente. Proprio voglia di vivere sotto le scarpe. Le frasi che si sente uscire dalla sua voce, dalla sua bocca, nelle conferenze stampa, lasciano veramente il tempo che trovano, perché non sanno assolutamente di nulla e la maggior parte delle cose contengono le parole speriamo, vediamo, crediamo, quasi tutto al condizionale. Poi non mi piace a me sta cosa. A lui, a Semplici come mister, manca il mordente, non ha grinta, non ha carattere, non ha assolutamente nulla, è un altro pupazzo. Mi fa male dirlo, perché sicuramente come persona sarà una persona fantastica, io non discuto la persona in sé, ma a livello caratteriale, come allenatore di una squadra di calcio in Serie A, ha il carisma di un pupazzo. E non può essere. Questa cosa deve cambiare. Anche quella pantomima dei cerchi a centrocampo che a finire la partita tutti si mettono in cerchio a centrocampo. Mo lasciamo perdere l'anno scorso, che a me pure l'anno scorso mi dava fastidio, perché è una cosa che non ha senso di esistere. Ma più che altro, a che pro? Cioè, se tu gli devi dire qualcosa,
che io dici in campo o che io dici nei spogliatoi, che cambia? Se tu glielo dici in campo, in quel modo tu mi dai l'idea che in realtà non gli stai a dire un cazzo, ma gli vuoi far vedere che stai dicendo qualcosa. Boh, non lo so, non lo so. Poi per quanto riguarda cambiare il mister, io potrei anche essere d'accordo, perché ripeto, credo che il Cagliari abbia necessariamente e fisiologicamente bisogno di uno che abbia carattere, per dirla un Gattuso, un Ranieri. Molti vorrebbero il ritorno di Ranieri. Io sono il primo che gradirebbe un ritorno di Ranieri, perché lo amo alla follia, sia come allenatore che come persona. Però io ho il timore che Ranieri possa non cambiare la situazione e compromettere quella che è la sua, come posso dire, la sua immagine a Cagliari. Perché negli ultimi anni si stanno rivalutando parecchie figure. Anche Capozucca. Capozucca era una delle persone più amate. Invece negli ultimi tempi si sta arrivando a dubitare anche di Capozucca. E si è dubitato di Capozucca. Io non vorrei che questo succedesse anche con Ranieri. Perché io di Ranieri ho un ricordo splendido. Anche se non l'ho vissuto come allenatore del Cagliari. Però di lui come persona ho un ricordo splendido. E non vorrei che questo venisse rovinato dal Cagliari e da quello che potrebbe succedere. Io non lo so veramente ragazzi, non so cosa aspettarmi. Tra l'altro mi sono reso conto che ho fatto il video in pigiama quando qua dietro c'ho la maglietta, però vabbè, il bello, questo è il bello della registrazione. E non lo so, fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia idea, se non siete d'accordo. Il bello è anche creare una sorta di discussione, quindi mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per le magliette di KK Gold, che sono fatte veramente molto molto bene, io ve le consiglio. Detto questo ragazzi, vi mando un bacione e noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!